Insomma, alla fine è venduta, no? Sta famosa Smart. Ho preso 2,6, però ci ho pensato molto e ho fatto un bel affarone perché aveva tanti pezzi, anche da soldi da sistemare, la centralina, il tetto, un sacco di roba che si inizia a fare l'elenco. Costava molto di più ripararla che i soldi della Smart. Quindi adesso il Surface, l'unica cosa è che oggi è sabato, domani è domenica, sono impegnato a smontare il camper perché lunedì devo portare il camper. Nei giorni in cui non avrò il camper sarò comunque appiedato, ma a parte quello mi ero promesso di pulire casa e aspetto risposta da due amici che vedono di tirarmi fuori a prezzo rivenditore sto Surface, altrimenti il prezzo più basso per ora è su Amazon e su Euronics. Hanno lo stesso identico prezzo, no? Quindi se dovesse andare male vado da Euronics perché non ho la carta di credito e su Amazon cioè dovrei dare un sacco di soldi a qualcuno che si ricarichi la carta di credito dopo no, evitiamo se si può, e si può, quindi evitiamo. E io sono distrutto, sono provato, cazzo, che ho dormito in Smart, tra virgolette, ho fatto quasi after. C'era freddo, umido, mamma mia, brutti posti. Non mi è piaciuto, Reggio Emilia, Modena, quei posti lì, mamma mia. Che non è bello parlare male, però non mi sono piaciuti. Mi ha solo da dormire, di cattiveria. E domani niente sveglia. Bonjour, bonjour. Che bene che stavo a dormire, però dovevo alzarmi. Ho lasciato il pubblico accesa. Bonjour, bonjour. Ti anticipo che in questi giorni avrai un casino che metà fa basta con le date dei video e con... no, sono stufo, li facciamo dopo. Pensa dove teniamo tutte le pignate. Praticamente ti tocca il retrorettino. Sono andato di qui dei, tirato fuori le pignate e rive a retroresina. La base. Ecco, canto. Non si sa proprio. Come ai vecchi tempi. Rismontato tutto. Idea mega ultra geniale, occhio, vieni. Occhio, che ideazza. Allora, io qua ho i materassi che sono corti, vedi, non ci arrivano fino alla fine. Allora io volevo, fermo là. No, non ce la faccio tenendo la GoPro. Allora io volevo lì spingere i materassi fino alla fine, no? Tanto io sono tappo, ci sto. Quello spazio lì, metterlo qui e farci un divisorio in legno dove metto i libri. Cioè i libri verranno così. Io avanzo anche spazio, cazzo, guarda che roba. Eccellente, eccellente. Ah, che tristezza. Ciao lettino scarozzo. Ecco, vedi, io ho già preso le misure. Qua è 25 cm e mezzo, di là 90, pensavo di farlo prima di quel pezzo rialzato in legno lì. E qua viene libreria. Nell'altro pezzo metterò roba sciolta. O comunque vedo alla fine di risolvere in qualche altro modo là. Ciao camperino, devo scopattarti adesso, sì. Ecco, ho spostato tutto. Ah, che roba. Ara, faccio. Ara. Camperino, ti ho risminchiato come una volta. Qua anche il bagno che rifaranno.